E buon pomeriggio a tutti, bentornati, buon mercoledì amici di Io Compro Siciliano, benvenuti a Pomeriggio Special, la puntata del mercoledì quasi metà settimana. Salve a tutti da Cristina Ruffino, allora, ben posizionati, dove siete, che fate a quest'ora del pomeriggio? Probabilmente qualcuno ci segue mentre è al lavoro, mentre comunque siete di relax a casa, ovviamente grazie, condividete sempre le nostre dirette, mi raccomando, e portate Io Compro Siciliano sempre in giro per il mondo. Terza puntata della settimana, come sempre il mercoledì è dedicato allo sport. Lo sport è salute, quindi tra poco inizieremo ad affrontare un altro argomento molto molto importante. Inizio col salutare comunque Paolo Gatto che ci assiste dalla regia, Marzia in redazione e andiamo all'argomento di oggi, all'ospite di oggi che presento subito. Lui si chiama Toti Longo, è un master trainer per corsi di formazione sia a livello nazionale che all'estero, direttore tecnico palestra Country Club di Palermo, istruttore group spinning e cycling, consulente assessore regionale, sport, turismo e spettacolo per la regione siciliana. Toti Longo è qui con noi, tiriamolo fuori, strapoliamolo dal backstage. Toti, benvenuto, buon pomeriggio. Ciao, grazie, bentrovati e grazie dell'invito. No, stavo sorridendo perché hai detto una carrellata di titoli. Quando si fanno una presentazione del genere, poi le aspettative crescono. No, vabbè, ma sono delle cose reali, quindi quando io dico presento gli ospiti, guarda, anche sul tuo caso non ho assolutamente mentito perché è tutto reale, quindi è così, è la sacrosanta verità, quindi se hai i meriti prenditeli, no, Toti? Che dici? Eh sì, altro Ma che... sì, dai, dai, dai. Allora, Toti, con te affrontiamo oggi questo argomento veramente molto importante, no? Perché comunque ovviamente da un po' di tempo non si fa altro che parlare di palestre, considerata la situazione critica che stiamo vivendo, palestre chiuse, aperte, aperte, chiuse, eccetera, eccetera. Io vorrei con te affrontare questo argomento, cioè vorrei parlare della gestione dell'emergenza dei centri sportivi, intanto, in maniera tale poi ad arrivare a quelle che sono le strategie, no? Da adottare per il rilancio del settore proprio dopo l'emergenza Covid. A te la parola, Toti. Sì, abbiamo praticamente fatto il primo anniversario, no, di chiusura post-Covid perché appunto lo scorso anno di questi periodi, praticamente forse credo fine febbraio Sì. comunque, chiudevano le palestre e riaprivano diciamo a singhiozzo in prossimità dell'estate per poi richiudere a fine settembre con tutto quello che comunque poi abbiamo, diciamo, un po' sentito dire. Chiaramente si è creata un dramma per i proprietari delle palestre, per tutte le persone che lavorano all'interno del mondo sportivo, del fitness in generale, perché chiaramente andando a colpire questo codice ateco, questo settore, è chiaro che non ci sono state delle vie di mezzo, si è dovuto chiudere perché così diceva e recitava il DPCM. Ci sono stati dei ristori per gli istruttori che sono stati dati un po' dal governo, anche se ultimamente non sono più arrivati, quindi comunque qualcuno ha anche tamponato, dobbiamo essere diciamo, Sinceri. onesti, seri e onesti. Per quanto riguarda gli imprenditori invece no, c'è crisi nera perché comunque gli imprenditori hanno ricevuto pochissimi aiuti, almeno allo stato attuale, hanno perso diciamo, i periodi più importanti degli incassi istituzionali che normalmente vengono in prossimità dell'estate, quindi è il periodo per intenderci di marzo, aprile, maggio, costume e soprattutto all'inizio della stagione sportiva, quindi da settembre in poi. Sì. Quindi le chiusure sono praticamente hanno coinciso con questi periodi, motivo per cui hanno, diciamo, non dico azzerato, ma quasi, che c'è stato un calo del 90% su quelle che sono state proprio gli incassi. Chiaramente a tutto questo si aggiunge che tutte le persone che erano precedentemente iscritte e che si sono comunque iscritte nel periodo, diciamo, in cui siamo stati aperti, sono Sì. state aperte le strutture sportive, devono adesso recuperare. Quindi, diciamo, nella più rosea delle aspettative, nel momento in cui i centri riapriranno, comunque dovranno fare recuperare e quindi sicuramente non incasseranno. Quindi è un Ecco. problema molto serio. Quindi ovviamente, certo, è normale che comunque la gente dovrà, cioè i proprietari delle palestre dovranno veramente far recuperare questi mesi persi senza, come dicevi tu, giustamente nessuna entrata. Quindi, insomma, è un periodo sicuramente di difficoltà. Le palestre sì, apriranno, ma in questo caso, Toti, cosa avverrà? Cosa si dovrebbe fare per riuscire ad aiutare
insomma, i proprietari di palestre ad uscire da questo tunnel che sembra veramente un tunnel senza uscita, ma speriamo di uscirne veramente tutti quanti presto. Allora, io ti dico, intanto quello che abbiamo fatto, nel senso che noi sia nel primo lockdown che nel secondo, quando dico noi parlo diciamo, a nome di tutti i centri sportivi, quindi non solo Certo. di quello che rappresentano, abbiamo comunque cercato di mettere in campo tutta una serie di idee nuove, di energie e di continuare a erogare il servizio online, perché comunque un po' per rimanere vicini ai soci, comunque alle persone che comunque normalmente fanno sport, un po' proprio per spirito di altruismo, proprio perché poi sappiamo benissimo quali sono gli effetti positivi dell'attività fisica, sia sulla parte diciamo fisica, ma soprattutto psichica della persona. In questo momento comunque ce n'è davvero bisogno, e un po' per tamponare proprio dal punto di vista economico, perché magari tutte le persone che hanno continuato a seguirci online comunque hanno fatto scorrere il loro abbonamento, quindi diciamo, come si dice a Londra, abbiamo pianto con un occhio, e questo è stato quello che è stata, diciamo, la riorganizzazione. Ma Diciamo, dimmi. no, dicevo che tra l'altro comunque le palestre si sono in qualche modo organizzate, no? Nel senso le palestre sono state messe in sicurezza, come per esempio i ristoranti, nel senso le palestre hanno avuto un'uscita economica non indifferente per riuscire a garantire comunque un servizio che per gli utenti fosse veramente sicuro. Guarda, questa è una cosa veramente strana, nel senso che alla fine ci ha portato un po' a creare delle proteste. Io in una prima fase ho fatto anche una petizione che tra l'altro ha avuto migliaia di iscritti, perché se consideriamo che diciamo in funzione dell'emergenza il governo decide di chiudere tutto, allora ne prendiamo atto, beni di prima necessità, va bene così, ma se con tutto il rispetto e con tutta, diciamo, la solidarietà nei confronti dei miei amici che fanno gli estetisti e i parrucchieri, continuano a rimanere aperte queste tipologie di attività e chiude invece una palestra che tra virgolette non c'è giurisprudenza in merito che può attestare che comunque una persona si ammali in palestra, anzi è ritenuto uno dei posti più sicuri, evidentemente non dal comitato tecnico scientifico. Dicevi giustamente tu, ci hanno, diciamo, fatto adeguare a tutta una serie di regole anti-Covid, quindi dalla segnalazione dei percorsi all'igienizzazione delle mani, alla circoscrizione degli ambienti a pochissime persone, perché comunque vi ricordo che una persona ogni 2 metri quadrati, alla reazione, a tutte quelle che comunque sono Tutto. che la normativa anti-Covid prevede. Tra l'altro, diciamo, lo smacco è stato pure che l'ex ormai presidente Conte, prima di poi la settimana successiva chiudere le palestre nel secondo lockdown, ha annunciato pubblicamente che avrebbe dato una settimana di tempo alle palestre per adeguarsi e che ci sarebbero stati dei controlli rigidi. Intanto le palestre erano già adeguate, Certo. perché comunque nel periodo proprio alla fine lockdown, primo lockdown, per intenderci, avevano, diciamo, fatto tutta una serie di adempimenti che non avevano, per esempio il DVR, il documento di valutazione dei rischi aggiornato con le norme anti-Covid, e sono diciamo, impegni economici importanti, più tutte quelle cose che avevamo già detto, quindi comunque le palestre erano già adeguate. Certo. Si sono ulteriormente, diciamo, attrezzate. Abbiamo subito, tutte le palestre d'Italia, dei controlli veramente a tappeto in quella settimana in cui il presidente aveva annunciato questa cosa. Smacco, la settimana dopo le palestre chiudono. Chiusura, ma anche Chiusura. perché ricordiamo che veramente le palestre erano attrezzatissime, termoscanner all'ingresso, ingressi centellinati, a volte anche su appuntamento, no? Quindi probabilmente il CTS da questo punto di vista non vogliamo fare polemica, però qualcosa, qualche errore sicuramente l'ha fatto. Tu, Tony, come Guarda, l'hai vissuto questo periodo? Vai, vai. no, dico termoscanner, noi avevamo un registro in cui prendevamo le presenze delle persone che tenevamo per 15 giorni irreperibile per qualsiasi tipo di tracciamento, il saturimetro, c'è tutta una serie di cose che poi alla fine, tra l'altro, diciamo, contingentando l'ingresso delle persone, chiaramente riducendo, anzi dimezzando completamente la possibilità di incasso. Quindi diciamo, noi ci avevamo provato, poi evidentemente hanno ritenuto che non fosse possibile continuare.
Io come l'ho vissuta? Io l'ho vissuta, allora, intanto io, diciamo, tra le tante qualifiche che mi hai detto all'inizio, diciamo, il mio lavoro primario è fare l'insegnante, io insegno a scuola, insegno in istituto superiore, visto che avete parlato del centro sportivo dove faccio il direttore, che è il Fitness Time Club, la palestra, diciamo, adiacente al country, insegno in un alberghiero a Lipsa a Cascino. E quindi abbiamo continuato a fare didattica a distanza sempre comunque. Nel pomeriggio, quindi con le attività fisiche, con la palestra, ho dovuto riformulare un planning completamente nuovo, dove abbiamo inserito tutta una serie di attività a distanza che devo dire sono state assolutamente gradite e seguite dalle persone. E quindi diciamo abbiamo appunto gestito il momento, diciamo, di chiusura in questo modo. Diciamo, fermo restando che io tra l'altro ho, come dicevi bene tu, lavorando anche e facendo il consulente per l'assessorato sport, turismo e spettacolo, l'ho vissuto, diciamo, nel duplice ruolo, perché anche noi come Regione Siciliana ci siamo impegnati per cercare di venire incontro a tutta una serie di esigenze, e c'è tra l'altro un provvedimento che è in itinere, ma che non tarderà ad arrivare, diciamo, ad essere approvato in aula, che è proprio un aiuto diretto a tutte le associazioni sportive e le società sportive dilettantistiche. Ok, e ora ne parliamo, tra l'altro, se hai qualche dettaglio in più a tal proposito. Sì, Intanto io vorrei vedere un video che ti appartiene, se sei d'accordo, Toti. perché no, dai. Vediamo. Rivivi quel ricordo, libera la mente, apriti alle emozioni. Trova la forza di spingere attraverso quel ricordo, quell'immagine, quell'emozione. Cardiaca, ragazzi, è la risposta muscolare che mi dice se posso stringere o no. Ecco, eccolo là. Allora, ti avevamo lasciato come consulente assessore regionale sport, turismo e spettacolo. In effetti abbiamo trovato anche nella veste di istruttore group spinning e cycling, esatto? Si dice così? No, allora, in questo contesto stavo facendo una lezione di group cycling, che Ok. group cycling è un'attività cardiovascolare che si fa su delle bike stazionarie, e la federazione che, diciamo, ci rappresenta si chiama ISAIF. Abbiamo, diciamo, creato questo mondo che in effetti è l'evoluzione dello spinning, in collaborazione insieme a Tecnology, un'azienda leader del settore. E questa manifestazione che avete fatto vedere voi, io avrei fatto vedere un'altra parte, cioè il pubblico, perché in quell'occasione c'erano 700 persone che Certo, pedalavano. era tipo un rave, diciamo, un rave cycling, chiamiamolo così. Esatto. Eravamo al 105 Stadium di Rimini, un evento dello scorso anno che si chiama International Master Day. E noi, diciamo, nei fine settimana facciamo questo, quindi comunque facciamo sia formazione che manifestazioni. Quanto mancano queste emozioni, scrive Stefania Stagnitta, è vero, e mancano sicuramente tantissimo, anche perché tra poco entreremo nei dettagli, parleremo anche di quella che è l'importanza proprio dello sport. Quanto manca a te, Toti, tutto questo? Ma guarda, secondo me è un disastro. Ne parlavo oggi diciamo, davanti a scuola, quando ho lasciato mio figlio a scuola con uno dei genitori. È un disastro sociale, perché soprattutto noi che siamo appunto degli animali sociali, soprattutto nelle regioni del sud, siamo molto aperti al contatto, al dialogo, alle relazioni interpersonali, a tutta una serie diciamo, di dinamiche che comunque difficilmente avremmo potuto pensare che ne avessimo fatto a meno, e ci stanno mancando. Diciamo, non so se sarà recuperabile, perché soprattutto per i giovani, per i ragazzini che comunque non si stanno vivendo delle tappe importanti, tipo la socializzazione nelle prime classi, diciamo l'abbraccio col compagno, tutta una serie di cose che in effetti stanno mancando.
Chiaramente, ripeto, lo sport, non perché io voglio tirare acqua al mio mulino, è una delle testimonianze più importanti di socializzazione oltre che di cultura, no? E quindi ci dava la possibilità di incontrare le persone, di condividere dei momenti di aggregazione, non solo durante la singola attività, ma anche, diciamo, extra, quindi dal semplice incontro alle attività collaterali organizzate, che io ricordo che poi quando si organizza una manifestazione poi diciamo si organizzano tante altre iniziative che possono essere, diciamo, l'aperitivo piuttosto che l'incontro, piuttosto che la conferenza, piuttosto che tutta un'altra serie di attività che comunque prevedono il contatto È vero. e, Io e che più stanno volte infatti, mancando. Toti, certo, stanno mancando, più volte infatti io ho affrontato proprio questo stesso argomento, Toti, utilizzando proprio le stesse parole, che questi ragazzi, questi bambini stanno perdendo veramente una parte della loro infanzia importantissima, non socializzano più, quindi insomma speriamo che riescano in qualche modo a recuperare quando le cose piano piano si calmeranno, speriamo di essere davvero sulla buona strada. Vediamo un po' se abbiamo dei messaggi e poi continuiamo. Sì. Intanto, se nel frattempo voi continuate a scrivere, se avete delle domande al nostro Toti Longo, fate pure. Luca Leonardi, hashtag io compro siciliano. Ciao Luca, buon pomeriggio e benvenuto. Buona serata a te anche Angela. Fateci sapere se siete degli sportivi e come vi state organizzando in questo periodo. Buonasera, grazie Luigi Malerba, buonasera e grazie a te Luigi per seguirci. Livolsi Michele, ci deve aiutare il governo. Tra poco parliamo di aiuti, probabilmente Toti ci può aiutare in tal senso. Matteo Magro, buona serata a tutti voi, buona serata anche a te Matteo, bentornato e ben trovato a Pomeriggio Special. Quindi, che spettacolo, e chi se lo scorda, grande Toti e Toni, Stefania Stagnetta. Micaela Milasi, appena ripartiamo e riprendiamo a lavorare in presenza ce lo godremo come mai prima. Questo è vero, perché magari si riassaporerà tutto, si vivrà tutto anche in maniera diversa, si godranno ancora meglio le cose. Allora, qualcuno dice ci deve aiutare il governo, Toti, quindi tu probabilmente sei dentro, no? Perché ovviamente sei consulente assessore regionale sport, turismo e spettacolo, come dicevo prima, quindi probabilmente degli aiuti arriveranno. Allora, guarda, chiaramente va fatta una differenziazione importante tra la parte ministeriale, quindi del governo nazionale, e quella del governo regionale. Ok, Chiaramente anche diciamo, l'aspetto legato alle economie è completamente diverso, perché chiaramente le possibilità sono diverse. La Regione Sicilia ha messo in campo degli aiuti. Ne è stato fatto uno molto interessante da parte delle attività, assessorato attività produttive, a cui hanno potuto partecipare anche tutte quelle palestre che appunto erano in possesso di una partita IVA e che quindi avevano tutta una serie di criteri richiesti dal bando. Ed è arrivato un aiuto, ma un aiuto, stiamo parlando di poche migliaia di euro, nell'ordine di 2.000-2.500 euro. Come vi dicevo, appunto, dallo Stato è arrivato un sussidio, come lo chiamava Conte, un ristoro, perché appunto non si può parlare ma diciamo niente di concreto. Noi su pressione, ma giusta pressione da parte di tutte le federazioni, enti di promozione sportiva, le associazioni di categoria, abbiamo cercato diciamo, di trovare una soluzione a livello regionale che fosse quantomeno d'aiuto. Abbiamo fatto un censimento di massima e ci sono 4-5 mila associazioni sportive in Sicilia, motivo per cui o c'hai una copertura finanziaria adeguata oppure gli dai veramente un'elemosina, il che diciamo poi fai anche imbestialire le persone. direi. Sembra che adesso l'assessorato regionale allo sport, ma di concerto devo dire anche su sollecitazione, non sollecitazione, con l'aiuto anche della presidenza dell'Ars, quindi del presidente Miccichè e del nostro assessore Maglio Messina, sembra che si sia trovata una copertura finanziaria e che possa arrivare presto un aiuto proprio specifico per le associazioni sportive e per le società sportive dilettantistiche, proprio per l'emergenza Covid. Non possiamo anticipare la cifra finché Ok. non è, diciamo, non so se sapete, in questo momento c'è la legge di bilancio in discussione, ci sono tutta una serie ancora di provvedimenti che devono portare a termine, però si sta lavorando su questa cosa Vabbè. perché è importante. È chiaro che bisogna fare i conti poi con tutto quello che noi sappiamo e con l'economia che comunque una regione come la Sicilia si ritrova, però ci stiamo lavorando. Beh, già diciamo che questa è una bella notizia, no? Il fatto che ci stiate lavorando è veramente una bella notizia, almeno veramente speriamo di dare un po' di ristoro a chi ha sofferto questa emergenza veramente più degli altri. E Toti,
Io vorrei parlare con te a questo punto di quella che è l'importanza, no, dello sport, perché abbiamo già parlato dell'importanza che ha lo sport per i ragazzi, importanza di socializzazione, eccetera, eccetera, ma lo sport è importante dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale. Ricordiamo che comunque questo fermo ha causato veramente uno stress, no? A tutti gli sportivi, perché anche non, cioè magari quelli che erano abituati a fare soltanto una corsetta, devo dire, alla settimana. Cioè lo sport è salutare, lo sport fa bene alla mente, fa bene al fisico. Diciamolo pure, quali benefici si hanno quando ci si allena anche con poco, anche con una piccola corsa così. Guarda, fare attività fisica è assolutamente risaputo il fatto che apporta notevoli benefici fisici, che sono quelli che normalmente la gente ricerca, no? Certo. Dimagrire, tonificare e migliorare dal punto di vista estetico. Poi sono benefici importantissimi, per esempio, sull'umore e sulla psiche, perché comunque per il rilascio delle endorfine Sì. che vengono prodotte e quindi chiaramente hanno questo potere analgesico e quindi questo potere eccitante che ci dà anche quella sensazione proprio di stare meglio, di essere più energici. Sì. E chiaramente lavora molto sulle difese immunitarie, perché comunque fare attività fisica aiuta a rafforzare il sistema immunitario. È chiaro che nel momento in cui vengono a mancare tutta una serie di attività che normalmente una persona fa rientrare nel suo stile di vita, è chiaro che qualcosa non funziona più. È la motivazione per la quale noi abbiamo sempre detto: fateci continuare, diteci come, cioè dateci le prescrizioni, ma fateci continuare, perché il ruolo dello sport nell'adolescenza, quindi nella crescita del ragazzo, ma anche nelle persone normali e nella fase più evoluta, quindi non chiamiamola di terza età, però comunque le persone che vanno agli over 60, per intenderci, ha un aspetto socializzante che è fondamentale, perché oggi le persone che vanno in palestra, al di là di tutti i benefici di cui abbiamo già parlato, vanno fondamentalmente anche inconsciamente perché cercano community, Certo. cercano gruppo, cercano socializzazione, cercano dei momenti in cui trovano in quel microclima, quella bolla che li protegge da tutto e da tutti, all'interno del quale c'è lo sport, ci sono i loro compagni di avventura, ci sono i loro trainer, quindi si crea, diciamo, un ambiente speciale a tutti gli effetti. Se posso darvi un'altra chicca sul Vai. discorso della salute, perché cade a pennello, sempre con l'assessore Messina, quindi con l'assessorato sport, turismo e spettacolo, insieme questa volta di concerto con l'assessorato alla formazione e l'assessorato alla sanità, stiamo mettendo a punto un disegno di legge che questo verrà approvato veramente a brevissimo, sulle palestre della salute. Le palestre della salute questa è un'anteprima, quindi vi sto dando un'anteprima che pochi conoscono. Le palestre della salute sono queste palestre nuove, questa tipologia di palestra nuova che mira a tutti quei soggetti che sotto prescrizione medica possono andare in palestra perché riconosciuti dal medico o in fase critica perché con dei fattori di rischio particolari, quindi in un momento di prevenzione della patologia, come per esempio le patologie del diabete piuttosto che ipertensione, cardiovascolari, eccetera, e in una fase invece di stabilizzazione delle malattie croniche. Quindi nel momento in cui io ho comunque, diciamo, mi sono curato alla malattia, però sono in una fase chiamata, diciamo, in Di medicina convalescenza, no? di stabilizzazione, il medico mi consiglia questa attività che poi in gergo ha proprio un nome, che viene chiamata EFA, esercizio fisico adattato, che è considerato a tutti gli effetti un farmaco. Quindi l'obiettivo qual è? Sostituire i farmaci con l'attività fisica, chiaramente laddove è possibile. Questo vuol dire creare un nuovo indotto, una nuova economia, ma soprattutto un servizio completamente diciamo all'avanguardia, più nuovo, più innovativo per tutte quelle persone che in effetti hanno una serie di patologie che non possono essere trattate come le persone normali. Tant'è vero che la richiesta è quello di avere degli operatori con la laurea in scienze motorie in proprio delle specializzazioni specifiche e una supervisione anche di un medico dello sport o di un cardiologo che possa validare i protocolli. Quindi diciamo stiamo andando in questa direzione. E devo dire che Todi ci ha dato un'altra bella notizia oggi, prima quella degli aiuti, adesso questa, ma noi lo diciamo sempre, la nostra rubrica Todi si chiama Lo sport e salute,
Quindi lo sport è salute, bisogna ovviamente allenarsi, bisogna fare attività fisica per avere dei benefici a livello mentale, a livello fisico, il cuore sicuramente trarrà dei benefici, la mente pure, perché l'ansia e lo stress sono aumentati in una maniera esorbitante in questi Incredibile. ultimi mesi. Allora, invece con lo sport scarichiamo, scarichiamo. Allora, Luana Di Falco scrive: ciao a tutti, un bacio a Toti da Mattia. Giovanni Ciao Lentini Mattia. scrive: Giovanni Lentini, buonasera a voi, grande master Toti, anima del group cycling siciliano. È vero Grazie, Giovanni? grazie Linda Giovanni. Cauchi, l'adrenalina che dà lo sport, niente e nessuno, ma davvero, questo non smetteremo mai di dirlo assolutamente. Monica Cello, ciao Toti, Ciao un'altra Monica. sportiva Monica. Leo Monica, Gargano, vai. con Monica c'è un trascorso, abbiamo fatto anche gli animatori sportivi insieme, quindi comunque c'è un'amicizia ventennale, ma con tutti i Eh, ragazzi che stanno intervenendo, Leo, Stefania, Leo, Giovanni, Leo Luana. Gargano il cognome, Toti, visto che Sì, Gargano sì, è sì. l'accento. Grande Toti, Leo, buon pomeriggio anche a te e grazie. Allora, siamo praticamente quasi in chiusura, ma abbiamo 4 minuti. Come li passiamo questi ultimi 4 minuti? Quindi strategie per ripartire. Abbiamo già detto che ci sono sicuramente delle belle novità, quindi questa già è una cosa veramente molto positiva. Altro che. Toti, Se volete vi dico la mia idea di fitness per il futuro prossimo. ecco, bravo, bravo. Allora, Vai, come ripartiamo? secondo me, ed è l'invito che faccio agli imprenditori del fitness, le tendenze andranno verso tutte quelle che sono le attività all'aperto, quindi provare a trovare tutte quelle palestre che non lo hanno, non hanno la possibilità degli spazi esterni per poter espletare le attività. Tra l'altro ricordo che essendo in Sicilia 10 mesi all'anno abbiamo la possibilità senza alcun problema meteorologico. Secondo me la tendenza andrà incontro sempre di più all'individual training, quindi al concetto di personal training, al concetto di one to one, quindi Ok. poco assembramento ma maggiore qualità, small group, small class, quindi tutto ciò che sono comunque piccoli gruppi gestiti, controllati e che abbiano e poi piano piano diciamo, la palestra classica ripartirà, però secondo me arriverà ad andare a regime non prima del 2022. Vabbè, in effetti bisogna ancora aspettare. Ma tra l'altro, Totti, mi pare di aver capito, le palestre apriranno, dovrebbero riaprire il 6 marzo? Incrociamo le dita perché questa è la notizia, però poi bisogna aspettare un famoso DPCM ad hoc che lo possa certificare. Sembra che la tendenza sia questa, che la notizia sia questa, sembra che ci siano ulteriori restrizioni perché comunque si va sempre, come vi dicevo, sempre più verso il concetto di allenamento individualizzato, quindi poche persone all'interno dello stesso raggio d'azione, però sembra comunque che ci facciano aprire i primi di marzo. Anche perché ripetiamo, ovviamente il concetto noi lo ripeteremo sino alla fine, che comunque allenarsi fa bene, quindi non togliete la salute a chi ha intenzione di allenarsi, a chi ne ha bisogno, tra l'altro davvero. Quindi Toti, queste sono le strategie per ripartire nel modo corretto. Probabilmente allora a questo punto, visto che noi tra l'altro andiamo verso la primavera, no? Verso l'estate, fortunatamente le giornate sicuramente saranno più lunghe, ci saranno delle belle giornate di sole, allora ne potremo approfittare sicuramente per andare a fare una bella seduta di attività fisica, di allenamento all'aperto. Intanto ride il nostro Totti, non lo so. No, rido perché non so se vi potevo fare vedere una persona, secondo me la posso Vai, fare vai. vedere. Vieni qua, Siamo, vieni qua. siamo Faccio aperti a vedere tutto. una persona che è con me. Ciao. Ciao! Ma guarda, ma davvero? Ho Ciao, detto, io non volevo fare una cattiva figura, ho detto, ma bacione. Ciao, hai capito? Guarda un po', lo sentiamo. No, Mi è vabbè. venuta attraverso. No, volevo Per dirvi, fare una seduta di allenamento speciale? Mens sana in corpore sano, che è Ecco. era il mio libro di scuola, della scuola media di tanti anni fa, che è comunque un detto antichissimo che non sbaglia mai. Mente sana in un corpo sano, quindi non solo cuore, non solo muscoli, non solo dimagrimento, ma anche e soprattutto testa, perché oggi che siamo in un momento in cui c'è una dispersione di valori incredibile, c'è un avanzamento dell'egocentrismo, dell'egoismo diciamo spudorato, soltanto lavorando su se stessi, sull'empatia, sui rapporti interpersonali si può riuscire diciamo, ad arginare questo fenomeno, altrimenti andiamo indietro.
Ecco, grazie per questo messaggio che hai lanciato, Toti. Oggi ci hai dato veramente un apporto veramente molto utile, un apporto importantissimo e ripeto, come ho detto più volte, anche delle belle notizie che non guastano, devo dire, in questo periodo. Noi ovviamente, se hai qualcosa da dire, altrimenti perché siamo in chiusura. No, io vi ringrazio, vi faccio i complimenti sia per la pagina che avete costruito in maniera eccellente, vedo che ha un sacco di seguito e delle visualizzazioni importanti e poi soprattutto per questa iniziativa, questo programma che rende onore al Made in Sicily, no? Perché poi ricordiamoci che anche nel fitness stiamo parlando di Made in Sicily, no? Ovvio, altro che parliamo del Made in Sicily. Grazie Toti ovviamente per essere stato in mia compagnia anche oggi, Grazie a quindi voi, magari quando avremo delle altre novità noi potremo anche risentirci. con Ok, piacere. Alla d'accordo. prossima. Grazie Toti, Ciao, grazie grazie. a voi. Grazie Toti Ciao. Longo per essere stato in nostra compagnia. Allora, siamo arrivati anche oggi al termine, ma quanti siamo arrivati sempre nel gruppo? Paolo, dalla regia. Siamo a 265.000 se non erro. Adesso do un po' di numeri, lo faccio veramente impazzire. Sto scherzando, Paolo, non ti preoccupare. Daremo i numeri anche domani perché domani ci sarà un'altra bella puntata molto tosta. Io sono arrivata proprio alla conclusione. Saluto Paolo Gatto che è stato in regia, Marzia Redazione. Vi ricordo di condividere, lo ripeto, le nostre dirette, portatele in giro in tutto il mondo. Visitate il marketplace di www.iocomprosiciliano.com. Noi ci risentiamo domani, che è giovedì, con la nostra rubrica Moda e Tendenze. Da Cristina Ruffini è tutto, un bacio, buon mercoledì sera a tutti, ciao!